In una giornata calda e dai colori estivi si è svolta la 9ª edizione della Maratonina di Mestre, evento organizzato dall'amministrazione comunale, dal circolo aziendale Generali Runners e dall'associazione culturale Rosso Veneziano, e i cui proventi sono devoluti ad Avapo, all'Associazione Volontaria Assistenza a Pazienti Oncologici e al Poliambulatorio Emergency di Marghera. Sin dalle prime ore del mattino e in un clima di amicizia e divertimento, la centralissima Piazza Ferretto si riempie di atleti. Alle 9 l'animazione entra nel vivo, con le ragazze della Virgin che propongono un riscaldamento muscolare al ritmo di musica ed esercizi fisici. Alle 9:20 un momento toccante, il ricordo di Maurizio Stievano, amico della maratonina e di tante corse. Grande atleta e grande uomo, ricordato con il suo motto: mollare mai. Maurizio ci ha insegnato che la vita è preziosa e che è un attimo, bisogna godersela e affrontarla. E siamo un gruppo di amici che ci siamo scelti per aiutare lui. E ci vogliamo bene, resteremo amici in memoria, in ricordo di lui che amava la vita, non voleva assolutamente andarsene. È stato un grande dolore e lo ricorderemo per sempre. E ora si va avanti con il suo motto: mollare mai. Ma come voleva Maurizio e come sicuramente vuole da lassù, ecco la corsa. Si comincia con l'allineamento alla partenza e i suoi 1000 colori. Davanti a tutti i bimbi del calciomestre e dell'Umana Reyer Venezia. Il pubblico segue ogni fase e alle 9:30 lo starter dà il via. Partono tutti insieme i circa 1600 partecipanti, per poi dividersi nei 3 percorsi, 6,5, 13,5 e la competitiva 21 km. A salutare gli atleti al via anche la Presidente del Consiglio Comunale Linda Damiano ed il Presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo Vincenzo Conte. Sì, e con grande piacere oggi, oltre alla bella giornata, siamo stati fortunati rispetto all'anno scorso, c'è tantissima partecipazione, quasi 1500 persone, che ci fa pensare che la città risponde benissimo e ha voglia di stare insieme, ha voglia di fare sport, ha voglia di vivere questa città anche attraverso questi momenti. La Municipalità di Mestre Carpenedo è oltremodo orgogliosa di aver dato i natali a questa iniziativa, però questa corsa ormai è diventata adulta, si è imposta anche nel panorama non solo regionale ma anche nazionale. La 9ª edizione vuol dire che piano piano siamo cresciuti sia come sponsor e come partecipanti, perché questo è importante. L'importante è che continuiamo a portarla avanti e farla crescere sempre di più per affermare anche l'identità sportiva della città di Mestre. Ed ecco quelli della 6,5 km. Il primo a tagliare il traguardo è Lorenzo Zambelli. Sempre nella 6,5 km al femminile la prima è Beatrice Casagrande. Intanto ho iniziato a fare atletica a ottobre e grazie a mia mamma e mio papà, perché comunque loro sono sempre andati a correre e fin da quando sono piccola mi hanno portato a fare varie gare. Poi ho mollato il mio sport precedente e ho deciso di avvicinarmi all'atletica. È una disciplina che consiglieresti ai tuoi coetanei? Sì, perché per esempio a me sfoga molto andare a correre e soprattutto quando sono arrabbiata vado a correre e mi libero. Continuano gli arrivi della distanza breve e incontriamo Loris Mognato, uno dei cuori pulsanti della Maratonina di Mestre. Assolutamente sì, quest'anno il sole ci ha premiato e ci ha premiato da tutti i punti di vista, perché questa mattina abbiamo avuto veramente un sacco di iscrizioni che non vedevamo da tanto tempo. Finalmente stiamo raggiungendo i numeri che Mestre, una manifestazione mestrina su una città del genere, merita. Siamo oltre i 1600. A questo dobbiamo aggiungere che ci sono tante famiglie, ci sono tanti bambini, quindi anche i percorsi non competitivi, che quelli che a noi interessano molto per la partecipazione, soprattutto per la partecipazione solidale, quest'anno hanno dato veramente una grossa soddisfazione all'organizzazione e siamo molto soddisfatti, oggi siamo veramente soddisfatti. Tocca ora a quelli della 13,5 km. Il primo è Maurizio Casagrande, papà di Beatrice. Allora il percorso è stato a dir poco meraviglioso in merito al personale che faceva da assistenza, al ragazzo in bici e anche al modo per cui era segnalato, quindi il percorso diciamo misto e molto bello.
Prima di te poi è arrivata tua figlia, quindi la famiglia trionfa. Diciamo che sta seguendo le impronte date da me e da mia moglie, l'Anna Busetto, che sta correndo adesso, e speriamo che cresca con questi principi. È invece Beatrice Scarpini la prima donna nella 13,5 km, che precede la simpatica Paloma Morano Salado. Percorso ben organizzato, ben segnato, misto tra asfalto e ghiaino, però ottimo direi, lungo al punto giusto, fantastico, complimenti. Tra il pubblico cresce l'attesa per la competitiva di 21 km. Ed ecco il primo, è Stefano Ghenda, 1:12,56. Secondo Giorgio Zanta, 1:16,29. E terzo posto per Enrico Simoli, 1:16,42. Ho fatto 1.500 con 3:45, quindi è un tempo che ero sesto in Italia e mi sono specializzato su quello. Ovvio che poi quando finisce la stagione in pista mi piace fare distanze lunghe, ma senza, diciamo, la priorità di andare a fare maratone o altro. Quest'anno come scommessa vado a fare la maratona di New York, quindi devo mettermi un po' sotto a correre, insomma. Sì, ormai sono abbonato a questa posizione, a questa gara, però va bene comunque, mi diverto sempre, è organizzata da amici, vengo volentieri a farla. E oggi tanto caldo, sofferenza per il caldo, però dai, è sempre un ottimo allenamento per le gare della stagione che adesso verranno. Quarto posto invece per il bravo e simpatico Leonardo De Toni con il tempo di 1:18,19. Abbiamo onorato al meglio la corsa, non sono in condizione e l'ho portata a casa con un ottimo quarto posto, contentissimo. E Mestre è sempre bellissimo correre a Mestre, fantastici percorsi, San Giuliano fantastico e anche qua a Mestre la gente è super calorosa. Ed ecco la prima donna della 21 km, è Anna Busetto, 1:26,18. Secondo posto per Jessica Doria, 1:32,24. Terzo posto per Alexandra Fortin, 1:33,46. È da questa curva che si è attivata, ha fatto perfetta. chiudere le buche, Volevo ringraziare pulire il il mio grande amico sottopasso, Loris e tutte, Moniato, tagliare l'erba, che il ha via contribuito fornace, a questa tutte quelle piccole cose che... Sì, il percorso mi piace sempre, è sempre impegnativo, specialmente con questo caldo, però è sempre bello perché è sempre a casa. Generali Runners sì, è il mio gruppo e sono nata là e continuo a stare lì, insomma. Il caldo di oggi ha tolto forze ed energie ed ecco un consiglio del tecnico Giuseppe Mattiello. Come si combatte il caldo di una giornata come quella di oggi? Si combatte con l'allenamento, se si è allenati si sopporta meglio, se si è allenati poco il caldo incide molto di più, quindi è una questione prima di tutto di allenamento. Colorato ed applaudito l'arrivo dei vari pacer. È stata una bellissima esperienza, la testa era solo a Maurizio, che è stato un nostro compagno di allenamento negli ultimi anni, anche un nostro compagno di vita, e oggi abbiamo corso solo con lui. Beh dai, oggi nella città dove sono nato e in occasione di questa manifestazione in onore di Maurizio è stata una giornata stratosferica e è bello portare le persone a correre e provargli a fare il loro tempo e niente, poi ripeto, oggi è stata una giornata veramente particolare, c'era tanta gente che correva con Maurizio che speriamo che insomma da lassù ci possa guardare e possa essere contento per tutto ciò che abbiamo organizzato per lui, insomma. È festa all'arrivo e in zona ristoro. Piazza Ferretto è piena di gente, con la maratonina di Mestre che diventa una bella opportunità anche per le attività commerciali del centro. Sì, certo, portano sempre del lavoro, un movimento di gente, sono sempre ben accette queste manifestazioni. Voi prima della corsa e dopo la corsa avete proposto le colazioni per chi voleva e adesso l'aperitivo. Esattamente, l'aperitivo non prima della corsa ma dopo, giustamente. Mestre ha veramente bisogno, abbiamo una valanga di risorse, l'ho scoperto anch'io e questo denota l'impegno da parte di tutti, soprattutto degli sportivi che hanno capito che Mestre è anche per loro.
Benissimo, benissimo, bella giornata di sole, si corre bene, forse anche troppo sole, ma va bene lo stesso. Da bisnonno, 82 anni, ho fatto forse 1,53, 1,55 circa. Insomma. L'edizione 2018 della Maratonina di Mestre volge al termine. Grazie al lavoro di organizzatori e volontari ha portato gioia e colori in città. Una manifestazione che vuole continuare a crescere e ad esistere con umiltà e semplicità. Un sogno per il futuro di questa manifestazione? Ma si è già avverato oggi per quanto mi riguarda. Il futuro si tratta solo di migliorare, perché migliorare è sempre possibile. Però io oggi sono soddisfatto e molto anche.